la percezione che abbiamo di avere un problema X alla schiena, Y al gomito, alla cervicale, alla testa. Quindi ogni problematica noi pensiamo di avere nel corpo e che causa il dolore, quella è una percezione errata nel dolore nociplastico, perché non è il corpo che crea il dolore, ma il cervello, e lo perpetua per fear, per paura, perché la paura è colei che mantiene il dolore. La paura possiamo dire che è ansia, ok, anche. Questo si applica alla tua problematica? Lo vuoi sapere? Vai su www.venezianotherapy.com e fai il self-assessment. Da lì capisci se puoi soffrire di dolori nociplastici e a quel punto la guarigione sei già al 50%.